Erano 1000 soltanto alla fine della scorsa settimana, oggi sono già oltre 2000, 2093 per la precisione le classi della Marca sottoposte a provvedimento, 638 le quarantene, 195 le classi sia in quarantena che monitoraggio, un record regionale ma anche un puzzle sempre più complesso da comporre. Da sindaco dico che ormai questa gestione sta diventando davvero complicata sotto tutti i punti di vista, perché si rischia di paralizzare il sistema quando la stragrande maggioranza dei casi o è asintomatica o manifesta poco più di un raffreddore. Questa è la verità. Ovviamente massimo rispetto, perché all'interno delle strutture ospedaliere i ricoverati sono ancora tanti. C'è da dire purtroppo che la stragrande maggioranza di queste persone sono quelle persone che liberamente hanno scelto di non vaccinarsi, quindi dobbiamo cambiare strategia. E cambiare strategia significa recepire a livello nazionale la linea proposta a governo e CTS dal presidente Zaia, ovvero non considerare strettamente casi i positivi asintomatici, concentrando così le forze sui soggetti con sintomi. Si sta a casa 5, 6, 7, 10 giorni, quando in realtà si potrebbe responsabilmente continuare a lavorare, a vivere, ovviamente responsabilmente, quindi utilizzando la mascherina e cercando di evitare situazioni di contagio. Le ripercussioni sono concrete. A Silea, per esempio, la dirigenza dell'Istituto Comprensivo ha chiesto di veicolare un appello urgente per trovare nuovo personale. Mancano tra gli altri 24 docenti causa quarantena. Tanti isolamenti significa anche meno spostamenti. Ne sa qualcosa Mom. C'è stato un precipitare degli abbonamenti in virtù di questo. Avremo il problema della sostenibilità dell'azienda, ma lì interverranno, io credo, verosimilmente a livello governativo. Ma c'è un'altra pandemia da tenere a bada, quella dei prezzi delle materie prime. Anche qui le istituzioni trevigiane guardano l'imminente Consiglio dei Ministri e alle misure sul caro bolletta che riguardano davvero tutti. Castelfranco Veneto, la gestione del calore a regime sugli 890.000 euro all'anno. Se la proiezione è questa, capiamo bene quali sono i numeri. Se si raddoppiano, in qualche modo dovremo andare a trovare quelle risorse. Speriamo che magari in questo decreto ristori possano trovare risposte anche, come da nostra richiesta, a quel grido d'allarme partito dai sindaci veneti che al momento sono rimasti esclusi dal bando della rigenerazione urbana.